forza e lotta, mai si arrende. Udine top anche nel basket, il cuore si accende. Cividale, grinta e passione. Volley, Palmerston svola, che emozione. L'agenda chiama, resta con noi. Friuli Sportivo, siamo eroi. Risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Tutto Udinese, siamo con te. Cari amici di Tutto Udinese, buon pomeriggio e ben ritrovati con l'agenda, l'appuntamento quotidiano che dal lunedì al venerdì racconta tutte le novità dello sport friulano. Sono qui, oggi ho il piacere di essere con Stefania. Ciao Stefania. Ciao a tutti. E con il nostro Alessio, collegato dalla lontana Firenze, dalla ridente Firenze. Ciao Ale. Ciao a tutti. Insomma, la settimana volge al termine, ragazzi, ci aspetta uno degli ultimi impegni stagionali dell'Udinese in questa stagione ormai un po' soporifera, no? Un po' anche sonnolenta delle ultime settimane. L'Udinese è tornata alla vittoria, la notizia buona è questa. Udinese che ora ha 3 partite per raggiungere quello che è l'obiettivo dichiarato dalla società, dal mister stesso e dai giocatori stessi, che è quello di raggiungere quota 50 e potrà cercare di avvicinarsi ulteriormente a questo obiettivo sfidando la prima squadra ufficialmente retrocessa in Serie B, che è il Monza, squadra che ormai insomma si sapeva fosse già condannata ormai da tempo alla retrocessione, adesso è diventata aritmetica, matematica. Monza che proprio non ha più nulla da chiedere al campionato e che verrà a Udine, io comunque anche penso con un po' di orgoglio, no? Per comunque salutare la Serie A in un modo degno e di conseguenza sì, retrocessa, sì, senza obiettivi, ma è una sfida che non so come te l'aspetti tu Stefania, ma comunque non da sottovalutare del tutto. No, non è da sottovalutare perché comunque, come hai detto tu, il Monza arriva sì da ormai retrocessa, però comunque vuoi salutare in maniera dignitosa la categoria e quindi non verrà qua a passeggiare nel campo, penso, almeno io mi aspetto questo. Quindi è una sfida che non va assolutamente sottovalutata, nonostante la situazione di classifica diversa tra Udinese e Monza. L'Udinese invece deve ripensare alla vittoria di Cagliari e tirare fuori un po' quell'orgoglio con cui hanno preso i 3 punti lì per prendersi 3 punti davanti al pubblico di casa, visto che è una delle ultime sfide anche in casa e quindi è giusto anche salutare il pubblico con una vittoria. Quell'orgoglio che era mancato magari nelle settimane precedenti con le 5 sconfitte di fila, l'Udinese è tornato a fare punti, è tornato anche a macinare vittorie in una sfida che tutt'altro che scontata con il Cagliari, perché il Cagliari che si gioca ancora pienamente la salvezza davanti ai propri tifosi, insomma era un risultato tutt'altro che scontato. Guardando però lato udinese, propriamente udinese, c'è una buona notizia su tutte, che è il ormai più che possibile, ormai molto probabile rientro di Lorenzo Lucca tra i convocati. Lucca stesso, ancora prima della conferenza di Runjaic, ha fatto capire che è pronto per il ritorno in campo. Lo ha fatto con un post pubblicato tramite i propri profili social che lo ritrae, no? Intento ad allenarsi, di nuovo tornato in gruppo Bruseschi, a concludere anzi verso la porta, quindi questo fa capire che la condizione è tornata sufficiente per tornare in campo. Lo ha fatto anche con una citazione che dice insomma che è pronto di nuovo per terminare il lavoro. Ale, quanto è importante il rientro di Lucca in quest'ottica per questa Udinese che negli ultimi tempi ha fatto fatica là davanti, che finalmente ha anche ritrovato Davis, ma che ha fatto fatica senza il suo attaccante principe e senza il suo goleador? Sì, ha fatto fatica, però appunto come hai detto bene tu è un rientro importante, soprattutto perché adesso Runjaic ha a disposizione sia Lucca che Davis, poi ovviamente sarà da valutare se Lucca sarà impiegato dal primo minuto, cosa che sembra più verso il no che verso il sì. Comunque, insomma, Lucca ancora una volta ha voluto, diciamo, comunicare il suo messaggio attraverso i social con una, diciamo, citazione musicale, come era già successo in passato. Comunque sì, anche l'ultimo periodo di Lucca, prima dell'infortunio, non è stato del tutto positivo, anche perché l'ultimo suo gol risale a febbraio, proprio il rigore di Lecce.
Quindi diciamo che anche per il suo futuro, secondo me, queste ultime 3 partite saranno molto importanti, perché sicuramente la società bianconera poi in estate riceverà delle offerte importanti per lui, e quindi insomma deve ulteriormente mettersi in mostra e cercare di dimostrare che alla fine veramente merita una big. Sì, sono tornato di nuovo per terminare il lavoro, per finire il lavoro, ti fa capire anche che quel finire il lavoro è anche interpretabile in chiave mercato magari, no, perché sì, finire il lavoro, l'Udinese ormai non ha grossi obiettivi se non quota 50 punti, che è più una cosa, anche per superare quanto fatto nelle stagioni precedenti, nelle ultime 12-13 stagioni, anche per l'allenatore, ma di fatto l'Udinese non si gioca la Champions, non si gioca l'Europa League, non si gioca un posizionamento in Europa né la salvezza, di conseguenza forse quel finire il lavoro è più una cosa personale. Luca ci ha abituato, no, con queste dichiarazioni social, con questi post con citazioni. Non è l'unico, lo fa anche un altro giocatore dell'Udinese che affronteremo più avanti, ma forse anche lui, dal punto di vista personale, ci tiene in un certo senso a figurare bene in queste ultime 3 partite, anche per il giocatore che sarà in futuro. Sì, chiaramente ci tiene anche a livello personale, perché comunque vuole concludere bene la sua stagione, magari con qualche gol in più, appunto anche come dicevate voi, magari anche in ottica mercato, per farsi vedere in queste ultime partite, magari convincere, se c'è qualcuno da convincere. E quindi sì, lui è solito a lanciare questi messaggi tramite citazioni, non sue, per nascondere poi sotto qualcosa che pensa anche lui. Quindi sì, c'è una doppia interpretazione in questo messaggio, però intanto magari si tratta di finire il lavoro con la sua squadra e concludere al meglio questa stagione qua. Luca che è arrivato in doppia cifra, ma che non segna da quel tanto discusso rigore contro il Lecce, e ha avuto anche un calo prima dell'infortunio, un calo di prestazioni. Io penso anche al gol sbagliato contro il Genoa, un qualcosa di molto strano per un giocatore di questo tipo, e un finalizzatore come Luca. Di conseguenza dovrà anche rientrare un po' nelle grazie di Runic, e soprattutto perché tra i rientri nelle ultime settimane c'è stato quello di Davis, che è sempre stato un po' il ballottaggio là davanti con Luca, un ballottaggio che non è stato possibile per molti mesi, dato le critiche condizioni fisiche dell'attaccante inglese, ma adesso che Davis è tornato in condizione, ha anche ormai quasi 90 minuti nelle gambe, come ha testimoniato le ultime uscite e il tempo in cui Runic l'ha impiegato, e quindi già dalla partita contro il Monza, è vero, Luca magari tornerà magari dalla panchina, no? Non essendo magari ancora al 100%, ma nelle ultime 3 partite ci può essere di nuovo questo ballottaggio, o chissà che due giocatori possono convivere in un tandem d'attacco da davanti, date le caratteristiche ormai abbiamo capito essere molto diverse. Ale, cosa ne pensi tu a riguardo? Sì, io sono d'accordo con te. Alla fine, anche nel corso di questa stagione, comunque Runjaic in rarissime occasioni ha avuto a disposizione entrambi, quindi basta ricordarsi appunto la vittoria dell'Udinese contro il Cagliari, nella quale andarono a segno entrambi, appunto, però ci sono state altre pochissime occasioni nelle quali ha avuto entrambi a disposizione. Di conseguenza, anche se comunque mancano 3 partite, anche se comunque non ci sono più reali obiettivi di classifica, è anche un esperimento da provare, perché comunque c'è da dire che il futuro di entrambi è incerto in Friuli, perché se Luca sappiamo che avrà tanto mercato, comunque diciamo la fisicità, i problemi fisici che ha avuto Davis nel corso di questi anni sono un fattore da tenere in considerazione per le scelte che verranno prese in futuro. Comunque c'è da dire che Davis nelle ultime 2 partite non ha fatto rimpiangere l'assenza di Luca, pur nonostante sia un giocatore con caratteristiche diverse, però ha tenuto sull'attacco da solo, cosa che Luca probabilmente non è ancora pronto a fare. Però il fatto che Nunez abbia a disposizione entrambi è sicuramente un fattore positivo, e poi bisognerà vedere che tipologia di scelta andrà a prendere, insomma. Una costante di questa stagione è stato anche il fatto che ci sono stati periodi di abbondanza in tutte le parti e periodi di magra, no? Così si può dire, soprattutto in attacco, quando sono mancati Luca, Davis, Thauvin, Sanchez, e quindi Rooney ci ha dovuto anche adattarsi a queste 2 situazioni. Non ha trovato un grande supporto dal punto di vista dei centrocampisti, perché ha provato un po' a schierarli tutti alle spalle dell'attaccante, nessuno ha reso al meglio. Ora si crea una situazione in cui hai Luca rientrante, Davis totalmente rientrato,
un Sanchez che sappiamo essere qua non per passeggiare per il campo come dice Stefania, un Iker Bravo che è arrivato a Udine dicendo io in 2 anni voglio essere convocato in nazionale maggiore e fare il mondiale con la Spagna, e che quindi vuole giocare, deve giocare. Io adesso mi sembra difficile anche con questa Spagna che Iker Bravo possa andare al mondiale, ma è comunque un giocatore che ha dimostrato anche caratterialmente di voler diventare grande, di voler, come dico sempre, spaccare il mondo, no? La situazione è questa però, ci sono 4 attaccanti in questo momento, Thauvin per fortuna, fra virgolette, si toglie da questa schiera perché è ancora out per infortunio, ma ci sono 4 giocatori papabili come partenti da titolare e Rooney ci deve essere anche bravo in questo senso a gestirli. Sì, se fino a poche settimane fa alla fine non sapevi come gestirti perché ti mancava veramente chiunque davanti, adesso c'è un po' troppo da gestire ed è difficile. Comunque io credo che se Lucca rientra in questo fine settimana, ma sembra molto intenzionato a rientrare, magari non lo farà dal primo minuto, quindi magari potrebbe pensare di schierare Davis e poi mettere Lucca. Non credo che magari faccia viceversa, quindi mettere prima Lucca e poi Davis. Alla fine Davis adesso sta rientrando in forma, quindi magari Rooney ci vorrà continuare ad utilizzarlo anche per dare spazio a lui, visto che comunque nel corso della stagione, tra tutti i problemi fisici, di spazio ne ha avuto veramente poco e comunque alla fine le prestazioni che sta facendo adesso che è rientrato non sono brutte, quindi non è male schierare lui e poi dare spazio a Lucca. Metterli insieme davanti non saprei, sinceramente. Però potrebbe essere anche questa una soluzione, come avevi detto tu. E poi vediamo Sanchez se verrà schierato dal primo minuto o meno, però sì, la situazione è questa, quindi si passa dal niente al troppo. Non so tra questi, tra i partenti, se potrebbe esserci Iker Bravo invece, ma boh, io dubito sinceramente. Ale, se dovessi metterti nei panni di Rooney, se vuoi puoi rispondermi anche in tedesco a questo riguardo, e anche alla luce del fatto che Lucca ormai al 90% andrà in una big, no? Molto probabilmente comunque cambierà maglia. Davis è da valutare rispetto al prossimo anno per capire se effettivamente può essere un giocatore su cui fare riferimento o la cronaca infortuni parla troppo chiaro e quindi non ci si può fidare al 100% di un giocatore del genere. C'è Iker Bravo che deve dimostrare ancora di essere all'altezza da Serie A, c'è un Sanchez che anche per convivenza con l'ambiente prima o poi la sua chance vera e propria deve avercela. Cosa faresti tenendo conto di tutti questi aspetti se fossi Rooney domenica mattina? Io sinceramente penserei al presente e schiererei, ovviamente, tenendo conto delle condizioni di Luca, ma se sta bene ed è pronto a partire dall'inizio, io schiererei Davis Luca proprio senza dubbi, perché secondo me sono due giocatori molto compatibili e che appunto, come ho detto in precedenza, alla fine Runic in pochissime occasioni ha avuto la possibilità di schierarli entrambi insieme anche da titolare. E quindi in una situazione comunque con Iker Bravo che diciamo ha fatto fatica, però non ha neanche avuto troppo minutaggio, c'è da dire, perché comunque è un ragazzo giovane che ha tutto da dimostrare, però sì, non ha avuto tante chance, secondo me. Invece il rapporto di Rooney con Sanchez lo conosciamo, quindi è inutile anche affrontare l'argomento e quindi sì, dubito che possa partire dall'inizio Sanchez. Quindi secondo me, e se fossi appunto nei panni di Rooney, io andrei per la coppia pesante Luca Davis. Sai, io invece ho una filosofia un po' diversa, adesso chiedo a te Stefania se sei d'accordo o meno. Ale sposa più l'opzione pensiamo al presente, a me invece in una situazione del genere, a 3 giornate dalla fine, con una situazione di classifica come questa, trovo più sensato invece guardare già al futuro. Perché? Perché io capisco anche la volontà, l'obiettivo, il traguardo personale di Rooney, cioè il suo primo anno nei top campionati europei, che voglia effettivamente arrivare, non buttare una stagione che poteva diventare molto positiva, lo è comunque, ma rischi di fare meno rispetto ad altri allenatori degli anni precedenti. Quindi io capisco che anche l'obiettivo personale ci sia, però arrivare a quota 45, 47, 48, 50, io penso che negli annali alla fine non resta molto. Ok l'obiettivo, ok la parte sinistra della classifica, però forse avendo anche un piano futuro con questo allenatore diventa ancora più importante ciò che
farai nelle prossime stagioni, come chiuderai la stagione anche in vista della prossima, le certezze che ti porti da questa alla prossima stagione, e di conseguenza mi piacerebbe studiare un po' quelle che sono le opzioni per l'anno prossimo. Quindi Luca merita di giocare anche per farlo continuare a essere nel giro della nazionale, per anche ringraziare un ragazzo che adesso non possiamo dare per certo partente, ma che probabilmente partirà, ma insomma è un giocatore che ha sudato per questa maglia, che piaccia o no, è un giocatore che segna e che ci ha trascinato anche in questa stagione a suon di gol, però ci sono anche giocatori che effettivamente vanno, fra virgolette, provati. Cosa ne pensi a riguardo? Sì, anche secondo me questa cosa qua, perché comunque anche come dicevi tu alla fine tu rimani impresso nella memoria delle persone se vinci cose pesanti, se raggiungi obiettivi importanti che magari mancano da tempo. L'Udinese adesso non può fare questo, però già la stagione è buona perché ti sei salvato con ampio anticipo e quindi hai fatto un passo avanti rispetto alla stagione passata. Però appunto anche io adesso penserei a costruire quello che è il futuro per provare a pensare, non so, magari se già nella prossima stagione, però al massimo tra 2, pensare, a raggiungere qualche obiettivo più importante, centrare magari un posto in Europa, e di conseguenza anch'io inizierei un attimino a provare quello che potrebbe essere il futuro, quello che potrebbe aspettarci la prossima stagione. Quindi sì, giusto magari dare spazio a un giocatore come Lucca, che comunque è importante per l'Udinese, però è anche giusto pensare a chi effettivamente potrebbe esserci il prossimo anno o meno. E Lucca non si sa se ci sarà il prossimo anno o meno. Comunque è un giocatore tenuto d'occhio da diverse squadre. Se arriva l'offerta giusta, è ovvio che lui penserà anche alla sua di carriera. E quindi non è detto che il prossimo anno sarà in maglia bianconera. Come è giusto che sia, lo sport è anche questo. Chi invece non rientrerà, come abbiamo appena accennato, è Capitan Toven. Vediamo un attimo il punto tra quelli che sono un po' i giocatori rientranti, non rientranti o ancora infortunati dell'Udinese. Chiedo questo il supporto del nostro caro e fedelissimo Max. In dubbio appunto c'è Lucca, ma più che dubbio se convocato o meno è un dubbio che riguarda il primo minuto, la partenza invece dalla panchina. Noi lo possiamo anche pensare già titolare. Anche qui, come abbiamo detto prima, come dice Ale, ormai non serve neanche toccare l'argomento, però mi sembra anche difficile che un giocatore, ok, con le caratteristiche di Lucca, che ha segnato di più, però che in una sfida contro il Monza riesca a rubare il posto, non essendo al 100%, a un giocatore che invece dice di essere al 100% ormai da settimane, che ha lanciato messaggi social, no? più che chiari, che lo stesso Rooney ci ha detto di aver visto, come Sanchez, che invece appunto un posto da titolare può ricoprirlo per esperienza, per qualità, magari non per la carta d'identità, ma è comunque Alexis Sanchez. Sappiamo cos'è Alexis Sanchez per Udine. Ovviamente i due indisponibili sono Thauvin e Touré, per il secondo la stagione è finita ormai da diversi mesi. Una sfilza di diffidati: Giannetti, Christensen, Lovric, lo stesso Lucca, per la seconda volta, sottolineo. I rientranti sono invece due giocatori come Pagero e Dei Zibue, il secondo che ha sempre praticamente avuto la fiducia di Runic dall'inizio della stagione a questa parte, un Pagero invece altalenante anche a livello di prestazioni, ma soprattutto di titolarità o di impiego rispetto alla stagione passata, in cui era sempre stato un elemento centrale del centrocampo. Quest'anno invece ha fatto più fatica a trovare spazio, ma che nell'ultima gara contro il Cagliari è mancato anche per quanto si era visto invece contro il Bologna, perché secondo me è stato uno dei migliori in campo. Poi ha rimediato una munizione anche abbastanza opinabile, ed è mancato forse in quella che è stata una delle sue migliori prestazioni stagionali, un giocatore che ha bisogno di ritrovare forma e anche un po' di fiducia. Quindi Ale, quanto è anche importante il rientro di questi due, ma soprattutto di Pagero? Sì, e come hai detto giustamente tu, la partita contro il Bologna ha dimostrato, cioè ha fatto rivedere il vero Pagliero, secondo me, perché comunque, come hai detto bene tu, l'anno scorso è sempre stato un giocatore importante, poi quest'anno un po' per qualche problemino fisico, un po' perché non ha mai ritrovato la condizione migliore, un po' perché anche Nunez, da quando si era affidato al 4-4-2, la sua coppia di centrocampo fissa era composta da Lovric e Karlstrom, e quindi diciamo che lui non riusciva proprio a trovare spazio, però anche adesso che si è tornati insomma a un centrocampo a tre, il fatto di poter contare
su una mezzala come Pajero è sicuramente molto importante, anche perché ha delle caratteristiche secondo me uniche in questa squadra, anche ha dei tempi di inserimento molto importanti, una buona tecnica anche. Abbiamo visto che sa anche calciare le punizioni, infatti contro il Bologna è andato vicino al gol proprio da calcio piazzato, però sicuramente è un rientro importante. Mentre per quanto riguarda Esibue c'è da dire che Rui Modesto non l'ha fatto rimpiangere, ma d'altronde è già qualche settimana che comunque diciamo sta facendo vedere dei notevoli passi in avanti e questo è anche un bene per Runis, perché così ha anche qualche dubbio in più di formazione. Chi invece tra i rientranti non è più sicuro di un posto titolare perché quando è mancato il suo sostituto naturale, che nella prima parte di stagione invece era un oggetto misterioso, ha invece reso bene perché Rui Modesto è stato protagonista anche contro il Cagliari, anche sul tabellino con un assist per Zarraga, ma nelle ultime settimane aveva aumentato, aveva alzato i giri del motore, aveva fatto capire di essere un innesto importante, una specie di acquisto in casa, no? Per l'Udinese, e quindi a questo punto Stefania penso si accenda il ballottaggio sulla fascia destra. Sì, si accende il ballottaggio. Io sinceramente andrei su Rui Modesto, perché mi sembra giusto dargli spazio, anche per il discorso che facevamo prima, no, del pianificare un po' per il futuro. Quindi sarebbe adesso il momento di anche un attimino capire se effettivamente prossimo anno puoi avere quella soluzione in più, no, e quindi io andrei su di lui in questo ballottaggio sinceramente. Sì, è un giocatore che ha fatto fatica a trovare spazio, l'ha messo, il perché lo ha messo lo stesso Runic nel corso della stagione, ovvero un giocatore che fisicamente ha fatto fatica a reggere l'urto della fisicità della Serie A, perché se dal punto di vista tecnico forse ha dimostrato ben di più rispetto a Izibue, ecco, dal punto di vista fisico gli manca, no, ancora Certo. quella fisicità che è propria ormai di questo campionato, lo dicono in tutta Europa, Sì. no, che la Serie A è un campionato fisico, cosa che invece l'olandese ha nelle corde, perché piaccia o non piaccia, è un giocatore con una certa stazza, Sì. con una certa di fatto anche esperienza e di conseguenza magari più affidabile difensivamente, nonostante alcuni svarioni che hanno contraddistinto, no, il giocatore nelle ultime stagioni, ma quest'anno ha sbavato poco dal punto di vista difensivo, è mancato però nella metà di campo avversaria a livello di pericolosità. Io penso, Ale, che questo dipenda un po' anche dall'impostazione che Runjaic, io mi auguro, voglia dare, ammesso che sia confermato, ma sembra proprio di sì, alla prossima stagione, nel senso che quest'anno si è tanto giocato tra cambi di modulo dal 3-5-2 al 4-4-2, di conseguenza anche i giocatori hanno fatto fatica un po' a orientarsi a questo riguardo, perché lo stesso Izibue ha giocato da quinto di centrocampo, ha giocato da terzino nella difesa 4. Trovando una soluzione definitiva a livello di modulo, io penso che anche lì il ballottaggio possa essere sciolto, perché se difensivamente in una difesa 4 Rui Modesto è meno utile e più pericoloso schierarlo dal punto di vista dell'affidabilità fisica e difensiva, in un 3-5-2 io penso che non ci sia paragone tra i due. No, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. Alla fine, come hai detto bene tu, appunto, se la difesa schierata è una difesa a 4, secondo me Rui Modesto non è ancora adatto, mentre Zibue comunque che, come abbiamo visto nel corso di questa stagione, molto spesso si limita ai compiti difensivi e non spinge praticamente mai, penso che sia la scelta migliore. Però se Rui decide di schierare un centrocampo a 5, diciamo che da quinto, come ha dimostrato anche l'ultima partita contro il Cagliari, Rui Modesto è un giocatore molto più adatto anche per la gamba che ha, comunque spinge anche molto di più, si sovrappone e quant'altro, di conseguenza è anche un giocatore che può appunto servire degli assist come è successo con Zarraga e può anche dare un contributo offensivo maggiore rispetto a Esibue, però come hai detto bene tu, alla fine Runjaic nel corso di questa stagione ha cercato di capire quale fosse il sistema di gioco più adatto a questa squadra e ai suoi giocatori. Però, insomma, bisognerà anche valutare appunto i partenti, chi rimane, chi no, e poi in base a quello anche lui farà delle scelte, insomma. A darci maggiori delucidazioni al riguardo sarà ovviamente la conferenza stampa di mister Kostaruniaic prevista, la conferenza della vigilia, prevista domani 9 maggio,
presso la sala stampa del Blue Agency Stadium, nonostante magari questo allenatore ci abbia abituato un po' a essere comunque criptico, non ci dà mai, non si sa se lo faccia per l'avversario, per non dare punti di riferimento all'avversario, per destabilizzare noi tifosi e giornalisti, questo non si è ancora capito, insomma non spoilerà mai, no? No. Rispetto, non so, penso a un Thiago Motta che è abituato nei primi mesi della Juve addirittura proprio a dire la formazione domani gioca questo, Runic invece Sì, non l'ha sì. mai fatto, però magari qualche delucidazione a riguardo ce la darà proprio Mr. Runic. Chiudiamo il discorso udinese con un altro giocatore che è sempre molto attivo sui social, nonostante non vesta in maniera ufficiale, in realtà la veste ogni giorno nella sua casa, da quello che fa vedere su Instagram, ma non veste la divisa dell'Udinese in maniera ufficiale da tanto tempo. Parliamo di Gerard Deulofeu, che è ancora una volta nostalgico su Instagram e dice di non vedere l'ora di tornare in campo, e ha sempre detto di volerlo fare con la maglia dell'Udinese. Io ne parlo sempre con il nostro Stefano Pontoni e dico quanto sarebbe bello vedere 3 giocatori come Deulofeu, Thauvin e Sanchez, 3 giocatori di un altro pianeta, con la maglia dell'Udinese. Sarebbe bellissimo. Ed effettivamente manca Deulofeu in campo e a lui manca il campo, perché non perde mai occasione per ricordarlo che lui vorrebbe tornare, ogni volta che lo fa comunque lo ricorda sempre con la maglietta dell'Udinese, quindi sì. Però sarebbe stato molto bello vederli tutti assieme effettivamente. Per ora resta un sogno, chissà che magari nel futuro, no, Chissà. possa essere realtà. Ale, un giocatore che ha questo curriculum, no, perché un giocatore che ha calcato i migliori campi d'Europa, ha giocato assieme ai migliori giocatori del mondo. Quanto può essere un esempio il fatto che, nonostante tutto il suo curriculum, continui a manifestare l'amore per una città che lo ha accudito, ma come accudisce tutti i giocatori che passano per Udine? Perché anche chi passa sapendo che Udine è un trampolino di lancio, io adesso penso a Lucca, perché effettivamente sta sudando per la maglia, ma lui probabilmente da giocatore, da grande attaccante che vuole essere, sa che l'Udinese gli può fungere da trampolino di lancio per una big. Ma quanto è importante anche vedere per i più giovani un giocatore di questo calibro che dimostra quanto sia importante la riconoscenza per un club che l'ha sempre veramente tenuto come un figlio. Assolutamente, anche perché dimostra come il lavoro della società fuori dal campo sia ripagato al 100%, perché comunque basti pensare anche a Sanchez, comunque che, tralasciando insomma quello che è stato in campo, ha sempre dimostrato grandissimo attaccamento alla maglia e appunto come Deulofeu sempre grandissima riconoscenza verso il club bianconero. E poi comunque sì, è proprio, secondo me, è proprio il lavoro della società fuori dal campo anche a livello umano, perché comunque ricordiamoci che Deulofeu non gioca una partita da ormai più di 2 anni e come hai detto bene tu è sempre stato legato a questi colori, di conseguenza non può essere un amore nato per caso e soprattutto coltivato per caso. Quindi anche appunto i dirigenti e quant'altro, tutta la squadra, anche che gli è sempre stato vicino, insomma lui vuole cercare di, diciamo, di ricambiare proprio questo amore, ecco, anche dei tifosi soprattutto. Lasciamo quindi la parola al campo, fra 3 giorni al Blue Angel Stadium, ricordiamo l'appuntamento 12:30, Udinese Monza, sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Passiamo al basket, perché si è interrotto il sogno delle Women Apu dopo l'esempio, no, della squadra maschile che ha conquistato la promozione nella massima serie. Le Women Apu invece interrompono la loro corsa in semifinale. Roseto è ancora una volta fatale, perché dopo aver vinto al Carnera batte le bianconere per 65-56 e si prende quindi la possibilità di giocarsi il tutto per tutto, la promozione nella finalissima. È un peccato, Ale, è un peccato, perché queste ragazze in mezzo a 1000 difficoltà hanno dimostrato comunque molto carattere, hanno dimostrato di essere comunque una squadra più che temibile e sono arrivate ad un passo da giocarsi ancora una volta la finale, e quindi questo sogno di vedere le due compagini bianconere, maschile e femminile, nella massima serie svanisce qui. Sì, come hai detto bene, alla fine nel corso di questa stagione per le Women Up ci sono stati anche tanti problemi extracampo, oltre che comunque ai tantissimi infortuni che Coach Riga con cui ha dovuto fare i conti. Quindi sì, comunque non dimentichiamoci che sono arrivate seconde nella regular season, poi sono state, se si può dire, quasi a un passo dal raggiungere la finale
appunto per raggiungere la massima categoria. Di conseguenza comunque secondo me rimane il bilancio stagionale più che positivo, soprattutto ecco, per quello che c'è stato intorno. Sicuramente se il prossimo anno la fortuna girerà un po' di più dalla parte delle bianconere, si può provare veramente appunto di ottenere la promozione, ecco, in Serie A1. Discorso quindi rimandato alla prossima stagione. Chi invece è ancora totalmente in corsa in questo finale è la Web Gesteco Cividale, che adesso che il tabellone dei playoff è completo, con queste 8 squadre che si giocheranno l'accesso ai prossimi turni e quindi alla promozione finale della massima serie. È un tabellone complicatissimo e per le avversarie che vediamo penso sia un orgoglio, ma l'ha detto anche lo stesso presidente Michelic, apparire tra le prime 8 della categoria Udine a parte. Quindi si comincia tra poco, perché domenica ci sarà gara 1, la Gesteco Cividale potrà contare sul fattore casa. Ale, quanto è bello e quanto riempie d'orgoglio un cividalese, ma un friulano in generale, vedere che dopo l'Apu c'è un'altra squadra che sta cavalcando questa serie, è la Serie A2, e sta entrando effettivamente, sta smettendo di essere una Cenerentola e sta entrando nell'Olimpo di queste categorie. Sì, esatto, comunque il campionato, la regular season ci ha dimostrato che ormai insomma, i friulani, la Web Cividale è una protagonista della Serie A2. Di conseguenza anche vedere che una realtà comunque piccola come Cividale anche ha dovuto affrontare 2 turni in meno rispetto a diciamo, squadre come ad esempio la Fortitudo Bologna o Brindisi, che comunque hanno diciamo, come si può dire, una storia anche totalmente diversa e molto più ampia. Però sì, e se posso dire, secondo me ci sono tutte le carte in regola perché la squadra di Cospilastrini possa passare il turno, anche perché nel corso del campionato ha battuto in entrambe le occasioni Forlì e come hai detto bene tu potrà sfruttare il fattore campo, il fattore palagestego che come ben sappiamo è il sesto uomo in campo per i friulani. Quindi è uscito il calendario ufficiale di quelli che sono gli impegni, no, della Gesteco Cividale. Si inizia quindi con gara 1 domenica al Palagesteco alle ore 18, gara 2 in programma invece martedì 13 maggio alle 20:30, gara 3 invece a Forlì venerdì 16 maggio 20:30, e poi le eventuali 2 gare per arrivare insomma alle 3 vittorie, sempre a Forlì domenica 18 alle ore 18, e poi in caso di pareggio, di parità, dopo le prime 4 sfide, si torna al Palagesteco, che sarà un fattore mercoledì 21 maggio alle 20:30. Come ha detto bene Alessio, il Palagesteco è un fattore, ma insomma la Gesteco proprio neanche lo poteva immaginare di raggiungere questo obiettivo, non solo i playoff, ma addirittura giocare i playoff con le prime 2 gare in casa. Quindi il Palagesteco effettivamente sarà un grande vantaggio, Stefania, per questa squadra. Sì, sarà un grandissimo vantaggio perché comunque sappiamo tutti benissimo quanto conta il fattore casa e la spinta del pubblico, poi di un pubblico come quello della Web è veramente importante e di conseguenza è un grande fattore questo. Chiudiamo anche il discorso basket passando a un'altra squadra che ha un grande finale di stagione davanti a sé. Parliamo della Tinet Prata, che ha raggiunto la finalissima di Coppa Italia dopo aver interrotto il sogno promozione contro Cuneo con un grande rimpianto, no? Perché in gara 3 quel 3-0 davanti ai propri tifosi è pesato e non poco. L'obiettivo ora è diventato la Coppa Italia, la cavalcata sembra essere quella giusta, quindi dopo aver battuto Aversa in un match veramente al cardiopalma, perché è terminato per 3-2 e 15-13 al tiebreak, ora si gioca il tutto per tutto nella finalissima, di nuovo al Palaprata di Pordenone contro Brescia. Io penso che l'appuntamento con la storia poteva essere quello della promozione in A1, adesso è proprio questo, quindi Ale, quanto è bello avere anche in questo sport, dopo la promozione della scorsa stagione della CDA Volley Talmassons, quanto è bello avere un'altra squadra che in uno sport che magari è ancora troppo poco, fra virgolette, calcolato, ma che sta regalando soddisfazione a questa regione. No, come hai detto bene, alla fine, nonostante la retrocessione della CDA Talmassons, che comunque ha disputato una stagione più che dignitosa, adesso in questa stagione proprio la Tinez Prato ha dimostrato di essere quasi pronta, ecco, magari al salto di categoria decisivo, però anche questa Coppa Italia sta dimostrando il grandissimo percorso che sta facendo la squadra di Corsi di Pietro e i suoi ragazzi, e
proprio sarà una fortuna, come dicevamo in precedenza, anche poter sfruttare proprio il fattore casa, anche in questo caso, no? Perché comunque nonostante sia stata la sconfitta, come hai detto bene tu, in gara 3 nella semifinale playoff di promozione contro Cuneo, adesso ci sarà anche una sorta di rivalsa, perché comunque arriva Brescia, la seconda classificata nella regular season, quindi sarà una partita sicuramente equilibrata, però si può dire che insomma i friulani hanno tutte le carte in regola per poter portare a casa un trofeo storico, oserei dire. Appuntamento quindi al Pala Prata sabato, con la speranza appunto di non buttare all'aria, sempre che si possa dire di buttare all'aria una stagione del genere, perché dopo essersi contraddistinta per una grande solidità, una grande qualità nella regular season, aver terminato al primo posto, sì, la delusione per il mancato accesso alla finale del playoff e quindi conseguente promozione, spero che possa invece essere coronato da una vittoria meritata per questi ragazzi, almeno in Coppa Italia. Ritorniamo alla fine chiudendo al calcio, perché non sono solo i bianconeri di Mister Runjaic ad avere un finale di stagione importante, sono anche gli under 17 di Mister Alessandro Gridel, che dopo aver superato il primo turno si giocano l'accesso a quello successivo nel secondo contro il Sassuolo a Fagagna. Sì, under 17 che ha vinto il primo turno contro la Lazio per 2-1 e che adesso dovrà affrontare il Sassuolo, come hai detto tu, domenica a Fagagna, che può continuare insomma la sua avventura nei playoff. Diamo un aggiornamento in questo senso, perché l'orario della partita di domenica è passato dalle 11 alle 11:30, poco cambia, forse mezz'ora in più di attesa. Io so che il nostro buon Max in regia quella mezz'ora la sentirà tanto, perché domenica si sveglierà aspettando questa partita. Questi ragazzi che sono il futuro dell'Udinese, che speriamo che possano regalarci ulteriori soddisfazioni in una stagione che hanno condotto fino a questo momento in maniera a dir poco egregia. Appuntamento quindi a Fagagna domenica per Udinese Sassuolo. Abbiamo terminato quelli che sono gli aggiornamenti, le notizie quotidiane dello sport friulano. Io ringrazio Stefania per essere stata con me. Ringrazio anche Alessio da Firenze, dalla città gigliata, però che non manca mai. Grazie a voi, un saluto. Ciao a tutti, un saluto ancora a Max in regia e ci vediamo domani, stessa ora, ore 15 per l'agenda. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Volley Talmason svola, che emozione, l'agenda chiama, resta